passo indietro, diamoci un bagno di umiltà, sia noi lavoratori che il governo, togliamo questo Green Pass e facciamo sì che l'Italia riparta tutta unita e consapevole che la libertà è ancora un diritto, la libertà di scelta. Se il passo del governo non arriva oggi, lo aspetteremo domani, lo aspetteremo dopodomani e spero che nel frattempo tutti vengano qua a Trieste, che tutti Tutta assieme Italia! ci uniamo e che prima o poi il governo dovrà fare il passo dell'unità. Io mi rendo conto che più si va avanti più sarà difficile. Bravo! Quindi è meglio che lo faccia oggi, che la gente vada a casa a riposare, sia felice e sia, posso dire, perché io sono convinto di questo, se il governo fa un passo indietro capirà che il governo ha fatto un errore e ci riterremo di nuovo tutelati dallo Stato e da domani finalmente ripartiremo dopo 2 anni di Quello che sappiamo è che c'è gente che ha detto ma guarda io vado a lavorare e non ho il Green Pass, vai tranquillo che tanto noi i tamponi li facciamo a campione ma li facciamo mirati. Ma quindi dice che c'è qualcuno di voi, qualcuno dei nostri colleghi che è entrato oggi senza Green Pass? Sì, assolutamente. Sono entrati senza Green Pass e io ho lanciato la provocazione prima. Se lo Stato ci vuole far vedere che questo decreto è giusto e che siamo noi gli legittimi, vada a fare un controllo a tappeto. Se non lo farà, non farà altro che darci ragione e andare avanti con la nostra protesta. Bravo! No Green Pass! No Green Pass!